Penso che il Consiglio regionale non abbia tra le sue prerogative presentare libri. So che anche il segretario regionale della Giunta aveva posto delle grandi riserve su questo evento, proprio dal punto di vista giuridico, con tutti i problemi che ci sono in Veneto, che riguardano gli eventi atmosferici che ci sono stati, che riguardano la salute e la sicurezza del lavoro. Sarebbe bene che questi consiglieri facessero dell'altro piuttosto che propaganda anche di basso profilo. Il Consiglio regionale dovrebbe occuparsi di tutti i problemi che affliggono il Veneto e non certo affrontare discussioni sulle tesi di Alessandro Rossini riguardo ai rapporti tra Russia e NATO, alla guerra in Ucraina. Il giudizio del segretario del Partito Democratico Veneto Andrea Martella sull'invito in Consiglio regionale al professore analista politico è netto. Mi domando poi dove sia Zaia, il quale sui giornali interviene rispetto a determinate posizioni su tanti argomenti, non solo quelli relativi alla politica internazionale, e poi lascia che consiglieri, credo del suo partito, anzi della sua lista, si occupino di cose di questo genere. Il Partito Democratico, inoltre, non ha dato alcuna indicazione sulla partecipazione o meno dei propri consiglieri regionali alla conferenza di Orsini. Io non ho dato indicazioni a nessuno dei miei consiglieri perché decidono da solo, e per fortuna, queste cose. La capogruppo in consiglio regionale ha ritenuto di criticare questa iniziativa e di pensare che non fosse opportuno andarci. Io sono d'accordo con lei. Non penso nemmeno che siamo allineati con il Fratelli d'Italia, cioè ognuno prende le sue decisioni. Noi riteniamo questa iniziativa un'iniziativa inutile, sbagliata e di cui in questo momento non c'era nessun bisogno.